Diamo inizio a questa serata, benvenuti a tutti. Chi desidera prendere posto ancora è invitato a farlo, così possiamo cominciare in tranquillità. Do di nuovo il benvenuto a tutti quanti, un particolare benvenuto a Monsignor Melis, amico di bellissima data, a Claudia Portas, amica di fresca data, e a Stefano Pinna, amico ugualmente di vecchissima data. Lui era vicepresidente quando io studiavo al liceo linguistico di Santo Custodio. Un ringraziamento, come? Giovanissimo vicepresidente, perché dicevamo si era laureato nell'84, io ero là nell'86, quindi insomma lì era freschissimo vicepresidente. Un ringraziamento particolare al club di Jane Austen Sardegna, che ha preso l'iniziativa di organizzare questa mostra, che poi se volete potrete visitare, sulla figura di Salvatore Angelo Spano, e questo convegno, che è l'8º da quando mio padre è deceduto. Tratteremo aspetti diversi ancora rispetto ai convegni precedenti. Grazie davvero di cuore a Gabriela, a Giuditta, a Francesca, che ha collaborato attivamente e a tutto il club davvero di Jane Austen. Adesso io ringrazio anche l'onorevole Siro Marrocco per essere presente, insomma, è il nostro politico di riferimento, a parte i nuovi che sono entrati adesso, e ringrazio anche Teresa che è ex sindaco, e anche Salvatore ex sindaco, insomma, del nostro paese, e Marta Capriolo che non vedo più dov'è. Eccola là, sì, e Marta anche lei vice sindaco, vice sindaco ero io quando era esatto, lapsus freudiano. Lascio la parola a Gabriela che porterà i saluti del club. Buonasera a tutti, veramente grazie per la vostra presenza. Volevo solo dire due cose di come è nata quest'idea. Quando il Comune ha chiamato le associazioni per pensare quale monumento adottare, tutti si sono presi, le chiese eccetera, e noi abbiamo detto: ma noi abbiamo un monumento grande che è San Bartolangelo, e quindi abbiamo detto lo adottiamo noi. E questa adozione perché si pensa sempre ai luoghi che sono importantissimi, ma la storia anche è fatta dalle persone che questi luoghi li abitano, e allora ci sembrava venuto in mente subito, anche a 20 anni dalla sua morte, l'occasione per presentare o far riscoprire ai villaggiadresi e non la figura di Salvatore Angelo Spano, che tutti noi, moltissimi mi dicono: lo conoscevamo, lo facevamo, tutti quanti hanno un ricordo. E veramente per Villacidro mi piace ricordare, come fanno tanti scrittori e anche tanti personaggi politici, la storia è fatta da queste persone, andrebbero sempre citate. Invece prima o poi la storia, chissà, si dimentica. Invece bisognerebbe sempre rifare questi eventi, e noi con entusiasmo abbiamo detto a Giovanni, sei d'accordo? Noi abbiamo avuto quest'idea, vuoi collaborare con noi? Dal primo momento tutto quello che vedete è nato in perfetta sintonia e collaborazione con Giovanni. Quindi per noi è una grande soddisfazione, un grande onore aver avuto questa possibilità. Un ringraziamento a Giovanni, agli ospiti che abbiamo scelto insieme. Anche questo è stato, ci siamo riuniti e abbiamo detto: cosa facciamo? Chi chiamiamo? Chi può essere interprete di questi momenti di Salvatore Angelo? E abbiamo scelto questi 3 nomi. Poi lui vi dirà meglio, Giovanni, chi sono e perché sono qua. Davvero grazie e buona serata. Grazie Gabriella.
Io sono rappresentante dell'Associazione Culturale Salvatore Angelo Spano, oltre che chiaramente della famiglia. Una serata importante a 20 anni dalla morte di mio padre. In realtà come associazione non avevamo pensato di fare nulla per i 20 anni anche perché poi l'anno prossimo ricorreranno i 100 anni dalla nascita, quindi si rischiava di sovrapporre insomma, due ricorrenze di rilievo. Però davvero grazie all'entusiasmo che mi hanno trasmesso le ragazze del club, e nelle ragazze metto anche la cara Gabriella, alla quale mi lega comunque una amicizia e anche una mezza parentela di lunghissima data. Dicevo, 20 anni che abbiamo voluto ricordare con delle figure che papà lo hanno conosciuto sotto diversi aspetti, i classici, dico io, i canonici aspetti, la cultura, l'uomo di religione, l'uomo di fede e l'uomo politico. Abbiamo voluto anche parlare dell'uomo, della vita dell'uomo semplice, normale, e qui le fotografie insomma raccontano l'uomo, l'essenza l'uomo essenziale. Le persone che lo conoscono sono Monsignor Corrado Melis, che lo ha conosciuto da ragazzo, davvero ragazzo, giovane seminarista. Era giovane, ma lui era più giovane, lo ha conosciuto quando Corrado era giovane seminarista e lo ha praticato per anni, fino a quando è stato viceparroco di Santa Barbara, poi è tornato come parroco, però quando è tornato come parroco non c'era più papà. Finché era stato viceparroco di Santa Barbara, mio padre era ancora in vita, e poi chiaramente hanno avuto modo di sentirsi, di confrontarsi sotto diversi aspetti, e anche grazie all'amicizia che ci lega entrambi a Monsignor Mathieu, che abbiamo avuto modo di avere in uno dei convegni precedenti, il vescovo gabonese, che insomma in qualche maniera ha fatto anche da trade union tra noi e Corrado. Passo a Claudia, giovanissima conoscitrice di mio padre, nel senso che qualche anno fa si è laureata e ha fatto la tesi sul teatro di Salvatore Angelo Spano e ha vinto la seconda edizione del premio per tesi di laurea dedicate a Salvatore Angelo Spano. E ultimo ma non ultimo, Stefano Pinna, dicevo, lui era mio vicepresidente quando io ero a Santo Lussurgiu, e in quel momento probabilmente ebbe modo di conoscere papà, insomma, di persona. Io i ricordi che avevo di mio padre a Santo Lussurgiu erano i ricordi dei colloqui e non tanto il colloquio in sé, perché poi riuscivo magari a svignare, era il ritorno in macchina da Santo Lussurgiu a Villaciro e lì non potevo scappare dalla macchina, quindi scherzi a parte, il mio periodo a Santo Lussurgiu è stato un periodo assolutamente formativo che ricordo, dicevamo anche prima con Stefano, la scuola è quella per me, un periodo assolutamente formativo con la Bonanima del professor Piegoare, figura di riferimento per tutta la cultura sarda, sardofona, e non solo per quanto riguarda la lingua ma la cultura, un uomo di profonda cultura. Stefano è cresciuto lì a Santo Lussurgiu, ha camminato, poi ha continuato a fare il docente di filosofia anche storia e filosofia per tutta la vita, è stato consigliere regionale dal 2004 al 2009, dopodiché continua sindaco da Basanta, sì è vero, sindaco di Basanta, e ora insegna felicemente al liceo De Castro di Oristano, e siamo davvero felici di averlo qua. Io vi taccio, darei la parola a Claudia, sì, che introdurrà insomma l'uomo di cultura, Salvatore Angelo Spano, un uomo di cultura, da letteratura. Ok, allora, buonasera a tutti. Allora, il mio interesse nei confronti di Salvatore Angelo Spano nasce in occasione
della mia tesi di laurea magistrale in filologia e letterature classiche moderne, per la quale ho avuto il piacere e l'onore, ovviamente, di stendere una tesi interamente incentrata sulla figura di Salvatore Angelo Spano come autore di commedie teatrali in lingua sarda campidanese. Questo mio lavoro mi ha permesso di entrare in contatto sia con le ricchissime potenzialità espressive di Salvatore Angelo Spano nell'ambito della scrittura per il teatro, sia di rendermi conto di quanto sia stato notevole e importante il contributo da lui apportato alla letteratura sarda nel Novecento, pur essendo non tantissimo conosciuto. Infatti, giusto per fare un piccolo riepilogo della letteratura sarda, questa vanta un patrimonio dal valore inestimabile. Si parte dall'antichità classica con la poesia improvvisata tipica delle società contadine, che organizzavano delle gare dialettali che ricalcano le gare poetiche dell'antichità classica. Abbiamo poi le feste popolari rituali di carattere religioso, considerate una forma di teatralità, grazie anche alla presenza scenica di maschere e carri colorati. Col passare del tempo hanno acquisito importanza anche la letteratura musicale, la letteratura teatrale di ispirazione religiosa nel Cinquecento, poi drammi, tragedie e passioni di santi nel Settecento. Nell'Ottocento il teatro profano sardo, che si apre anche alla trattazione di tematiche più leggere, quali commedie di argomento amoroso, comico e storico, e infine nel Novecento possiamo annoverare il teatro dialettale, ambito in cui possiamo inquadrare anche l'opera di Salvatore Angelo Spano. Per la realizzazione della mia tesi mi sono, concentrata sull'approfondimento di 4 commedie teatrali di Salvatore Angelo Spano, i cui testi mi sono stati forniti dal figlio Giovanni Spano. Queste commedie si intitolano Saloppa Baneri, Oguliau, Sabotega de Zia Cadania e Su Parenti Americano, tutti titoli in sardo, perché lui scriveva principalmente in lingua sarda. Per ciascuna di queste 4 commedie ho effettuato un attento lavoro di analisi sia della struttura delle opere e dello stile linguistico impiegato dall'autore, che anche dei valori trasmessi da Salvatore Angelo Spano attraverso contenuti sempre molto diretti ed efficaci. Ad avermi colpito era stato innanzitutto lo stile linguistico impiegato da Salvatore Angelo Spano. Infatti Salvatore Angelo Spano usa un linguaggio molto semplice, chiaro ed essenziale, privo di fronzoli, di espressioni ridondanti e di artifici retorici eccessivi, ma allo stesso tempo attentamente studiato. Il suo stile linguistico inoltre è spesso ironico e pungente, poi vedremo meglio per quale motivo, ma comunque sempre molto sobrio e misurato. Egli si discosta volutamente dal tono aulico, dalla ricercatezza e da ogni pretesa di letterarietà, perché l'obiettivo che si ripropone è quello di riprodurre nella maniera più naturale e spontanea possibile la quotidianità di piccoli paesi della Sardegna. Quasi tutte le sue commedie sono ambientate in piccoli paesini della Sardegna. Infatti attribuisce il ruolo di protagonisti quasi sempre a personaggi umili o lavoratori modesti che appartengono ai ceti sociali più bassi della società. Per riuscire in questo suo intento, Salvatore Angelo Spano inserisce nelle sue commedie sempre dialoghi molto vivaci, conditi da frasi incalzanti, espressioni spiritose, battute, doppi sensi, scongiuri, imprecazioni e interiezioni, e anche termini tipici dell'oralità che si prestano perfettamente a uno scopo teatrale. Inoltre, per riprodurre nella maniera più realistica possibile, la lingua parlata, è anche molto frequente l'utilizzo del punto esclamativo, che enfatizza appunto le espressioni per dare l'idea della lingua parlata. Nonostante l'utilizzo di un registro linguistico prevalentemente basso e colloquiale, che appunto combacia perfettamente con l'estrazione sociale dei personaggi delle commedie, le opere di Salvatore Angelo Spano sono anche impreziosite dall'applicazione di canoni aristotelici, quali per esempio uno in particolare, caratterizzante inizialmente la tragedia classica e poi esteso anche alla sceneggiatura della commedia, ovvero la ripartizione dell'opera in 3 atti, inizio, mezzo e fine, parti caratterizzate da una profonda compenetrazione reciproca che fanno apparire l'opera come un organismo unitario caratterizzato da rapporti di causa ed effetto. Infatti nelle sue commedie il primo atto coincide sempre con l'introduzione del problema e con la presentazione dei personaggi che entreranno in scena. Nel secondo atto si rompe la situazione di equilibrio iniziale e si manifesta un clima teso, caratterizzato quindi da uno scontro tra protagonisti e antagonisti, e durante il terzo atto invece accade qualcosa che fa sciogliere la tensione e dunque attraverso la maturazione degli antagonisti la pace si ricompone, si ripristina l'equilibrio e si giunge a una pacifica conclusione. Questa è la struttura principale delle commedie di Salvatore Angelo Spano.
Il merito principale di questo autore è sicuramente quello di aver fornito un prezioso contributo alla riscoperta e alla valorizzazione dell'identità sarda, concetto che ai sardi sta molto a cuore. I sardi sono sempre stati caratterizzati da un forte concetto di identità che ha permesso loro di creare una vera e propria comunità nazionale e di sentirsene parte a tutti gli effetti, comunità con una propria storia, una propria cultura e delle usanze ben definite che hanno reso i popoli della Sardegna diversi e speciali rispetto agli altri popoli circostanti. Infatti, nonostante i costumi della Sardegna giustamente nel tempo si siano evoluti, perdendo anche le loro peculiarità originarie, la condivisione del medesimo territorio circoscritto e delle stesse vicende storico-politiche relative alle dominazioni hanno fatto sì che i sardi difendessero sempre a spada tratta la loro singolare realtà territoriale e quindi possiamo parlare di una vera e propria etnia sarda. Tuttavia l'attaccamento alle proprie radici non è sempre sinonimo di chiusura nei confronti delle altre culture, anzi il teatro sardo, pur con questo attaccamento, con questa valorizzazione della propria identità, ha sempre lasciato anche uno spiraglio di apertura nei confronti delle altre tradizioni, delle altre culture, spesso anche affiancando la trattazione di tematiche particolari e strettamente isolane alla trattazione di altre tematiche generali di carattere universale, quali ideali e valori universalmente condivisi. In nome dell'orgoglio di un forte senso di appartenenza alla propria regione, Salvatore Angelo Spano, attraverso le sue opere, incita i sardi a sentirsi fieri di se stessi, delle proprie tradizioni e a non tradirle mai. Inoltre li sprona ad avere coraggio e a battersi sempre e comunque per far valere i propri diritti, anche se questo significa andare contro i potenti. Inoltre dalle sue commedie traspaiono anche i suoi ferrei valori morali, quali per esempio l'onestà, valore che caratterizza anche quei personaggi che nelle sue commedie ristabiliscono la pace generale, quindi ottengono qualche merito grazie a compromessi pacifici e ragionevoli. Anche la sua fervida fede cristiana è una costante delle sue commedie. Tutti i personaggi, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza, vengono sempre ricondotti alla giustizia divina e hanno ciò che si merita. Le commedie di Salvatore Angelo Spano sono rese volutamente comprensibili a tutti attraverso espedienti quali la conformazione di espressioni campidanesi alle norme linguistiche proprie della lingua italiana, proprio per far sì che le sue opere toccassero e raggiungessero il cuore del maggior numero di persone possibili e in particolare del maggior numero di sardi possibili. Per entrare un po' più nello specifico nelle commedie di Salvatore Angelo Spano, tra le tematiche principalmente da lui utilizzate troviamo quella dell'alterità, che si manifesta sotto diverse forme. L'alterità è anche uno stereotipo del teatro dialettale. In particolare è molto frequente la contrapposizione tra la città e la campagna, la città che incarna la modernità e la campagna che incarna la tradizione. I personaggi delle commedie di Salvatore Angelo Spano infatti vivono ancorati alla tradizione e avvolti nel vortice della superstizione, delle credenze irrazionali e chiusi nella loro realtà territoriale, cosa che li porta a voler rifiutare, ogni contatto, ogni apertura nei confronti di ciò che è nuovo, diverso, moderno e insolito, considerato come una vera e propria minaccia alla propria identità che vogliono a tutti i costi difendere. La città viene rappresentata in chiave ambivalente, da un lato positivamente essa incarna il progresso, l'innovazione, l'evoluzione, mentre negativamente è anche sinonimo di caos, scompiglio, corruzione. Infatti tutti i personaggi che nelle commedie di Salvatore Angelo Spano giungono in paese dall'ambiente cittadino vengono sempre percepiti quasi come degli elementi di pericolo. Questo è il caso della commedia Sarropa Vaneri, ambientata alla fine del Settecento, in cui il titolo chiaramente ironico e scherzoso allude al modo in cui viene denominato il personaggio che nella commedia rappresenta l'elemento di scompiglio, ovvero un dottore laureato a Cagliari, dunque in possesso di una conoscenza scientifica indiscutibile, che nel momento in cui inizia a esercitare la sua professione per volere del governo, procura fastidio agli abitanti del paese, viene mal visto perché appunto toglie inevitabilmente credibilità al guaritore del paese, colui che aveva sempre curato le persone attraverso viscere guaritrici non testate dalla scienza medica. E quindi il dottore, il protagonista, rimane vittima di questa ignoranza superstiziosa del popolo, che da una parte è spaventato all'idea di accogliere il progresso e dall'altra parte non vuole farsi assoggettare dal governo piemontese in quanto stanco dei continui soprusi. Tra le altre tematiche utilizzate da Salvatore Angelo Spano troviamo la superstizione,
che viene portata quasi all'esasperazione in una commedia spiritosa, Oguliau, Malocchio. Qui la superstizione viene proprio rappresentata in chiave estremamente divertente. Salvatore Angelo Spano, con la tecnica dell'ironia, in questa commedia realizza una sorta di rimbalzo del malocchio da un personaggio a un altro, punendo quasi i personaggi a causa della loro ottusità mentale, delle loro credenze irrazionali. Salvatore Angelo Spano fa concretizzare le loro paure nella realtà. Simile tecnica ironica è utilizzata anche in Superenti americano. Anche qui i personaggi, i protagonisti sono sempre gli abitanti di un piccolo paesino. In questo caso sono spaventati all'idea di una collocazione di un'agenzia di pompe funebri all'interno del paese, elemento che anche in questo caso rappresenta appunto il progresso, la modernità, qualcosa con cui non hanno confidenza e a cui non sono abituati. E quindi ironicamente Salvatore Angelo Spano, alla fine della commedia, tramite la tecnica del colpo di scena, fa sì che i personaggi si rendano conto inconsapevolmente di essersi cibati delle ceneri di un morto. E poi la commedia Oguliau è invece una commedia molto toccante, ambientata all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. In questa commedia Salvatore Angelo Spano applica anche il canone aristotelico delle unità d'azione di tempo e di luogo, che consiste nella rappresentazione di un'azione unitaria che si svolge in un lasso di tempo abbastanza breve, cioè l'estate del 1943, e all'interno di un unico luogo, la bottega appunto della protagonista, zia Cadania. Abbiamo soldati tedeschi, italiani, lavoratori e persone comuni che sono soliti riunirsi in questa bottega, che quindi diventa una sorta di luogo simbolo del rifugio dagli orrori della guerra che tramortiscono la società del tempo, perché è un luogo in cui i personaggi sono soliti riunirsi per giocare, chiacchierare, insomma pensare ad altro, distogliere il pensiero della guerra. Faccio un piccolo inciso per i finlandesi. Sì. Questa bottega di zia Cadania era il bar di Villari, di Garibaldi. Quello dove c'è adesso la dottoressa Villari. Anche in questa commedia emerge il tema dell'opposizione nei confronti dei potenti, infatti i sardi si manifestano la volontà di mantenersi uniti nell'obiettivo comune di realizzare la cacciata dei fascisti dal paese. Quindi nel suo duplice scopo di insegnare e di dilettare, Salvatore Angelo Spano riesce a creare un connubio perfetto tra tematiche impegnative e tematiche più leggere, e soprattutto con grande sapienza riesce a conferire un tocco di colore a tutte le situazioni, anche le più drammatiche e addirittura tragiche, nella convinzione che qualsiasi cosa potesse essere sdrammatizzata, e questo si riflette nella sua rappresentazione tragicomica della realtà. Quindi l'ideale a cui Salvatore Angelo Spano mira è sicuramente la realizzazione di giustizia, pace e fratellanza all'interno della sua terra, grazie alla forza d'animo e alla fierezza che da sempre costituiscono il tratto distintivo del popolo sardo. Grazie per l'attenzione. Grazie davvero a Claudia Portas. Prima non ho detto nella foga dell'entusiasmo, lei insegna attualmente all'Istituto Baudi di Vesme materie letterarie a Iglesias. Sì, l'aspetto delle commedie insomma di mio padre, che poi in questi giorni abbiamo anche avuto modo di trasmettere in una delle sale qui accanto, è uno degli aspetti più esilaranti, diciamo la parte terminale. Quindi andiamo un pochino a ritroso, no? Abbiamo cominciato con la parte terminale della vita di mio padre, quindi sì, la parte in cui si è rilassato e ha cominciato a scrivere, e proseguiamo poi con l'aspetto dell'uomo di fede, che è stato sia la parte terminale ma anche la parte iniziale. E la parte terminale diciamo che è una naturale conclusione di quello che è un percorso che iniziò quando lui era poco più che decenne, perché entrò in seminario quando era bambino, e poi lo dovette lasciare per causa di forza maggiore, e adesso lasciamo la parola a Monsignor Corrado Melis, che ci darà le sue considerazioni. Grazie Giovanni, grazie a tutti voi, ecco, così di incontrarvi e di incontrarci anche con la bella serenità, ecco, di questa domenica, per parlare di una cosa, di una persona, ecco, che sicuramente fa piacere
ricordarne dei tratti e delle testimonianze. Certo, passare dalle commedie a una cosa un po' più seria della vita di Salvatore Angelo è una sfida. Sì, infatti Stefano sta dicendo che ha salvato da passare dalla commedia alla politica, che sarebbe peggio. E quindi questo che vorrei condividere con voi, perché sarebbero tantissime le cose che si potrebbero dire di Salvatore Angelo, ecco, come l'uomo di fede. Io devo ringraziare Giovanni perché mi ha messo a disposizione la lettura dei diari di Salvatore Angelo, che è inedito e che mi auguro, come l'ho augurato anche a lui, che presto possa essere pubblicato, perché è veramente una fonte per capire l'uomo in tutte le sue espressioni, sia da ragazzo, da giovane, da giovanissimo, sia poi nell'età adulta. Io ho letto fino al 74. E quindi dove ci sono, ecco, delle cose che ho raccolto e che vorrei così condividere con voi, quasi un'anteprima. Giovanni mi ha dato il permesso, ecco, così di alcune sottolineature di questa parte del diario, proprio su questo aspetto. Il diario racconta tutto l'uomo Salvatore Angelo, tutto l'uomo. E guardate che io in alcune parti, l'ho detto anche a Giovanni, mi sono anche commosso di come, ecco, lui possa parlare con una libertà interiore che chi l'ha conosciuto, credo, ecco, nel mondo della politica, penso, ecco, forse in particolare Siro, Salvatore, no? Che appunto, ma era un uomo che comunque era trasparente di quello che lui aveva dentro di sé. Ho voluto intitolare queste poche riflessioni, dare un titolo a questa riflessione: fede, proprio pensando a Salvatore. Fede è possedere ragioni per vivere. E mi sembra, ecco, che questo sia una costante, ecco, un po' di questo diario, dove appunto, come è stato detto anche in una parte dell'esposizione, credo che fosse qui, quella della fede di Salvatore Angelo, in quell'altra stanza, c'è scritto che la chiave di lettura per comprendere quello che è stato il suo impegno nella cultura, nella politica, risiede proprio nella sua fede, no? Credo che sia questa l'introduzione, ecco, che quindi i valori che si proiettano veramente in tutta la sua esistenza. E Salvatore, io ho avuto una fortuna così nella vita di essere poi appunto giovanissimo io, questi due personaggi adulti, grandi, quindi che potevano anche non avere questo tipo di relazione e di dialogo con me, sia Salvatore Angelo e sia Felicetto Contu, che è morto l'anno scorso. Ho celebrato io il funerale a Cagliari proprio perché ci legava, ecco, l'amicizia. Salvatore per Villacedro, sì, di Mogoro, infatti poi per gli anni che ho vissuto a Mogoro. E quindi ho avuto modo di questi due personaggi, non ho conosciuto Renzo Floris, ma erano i tre personaggi storici del territorio del Campidano, sia per le battaglie politiche, sia per una visione che forse in qualche momento era necessario anche avere in una maniera molto forte. E quindi di aver raccolto confidenze, di aver raccolto, appunto, erano già comunque anziani, erano già grandi, ecco, di età, e quindi di conoscerli, sperimentarne, ecco, così la profondità. E quindi di Salvatore Angelo mi permetto, ecco, così, di dire una prospettiva con cui è importante leggerlo, Salvatore. Cioè che da quello che poteva essere la dottrina della fede cattolica, che lui, proprio cresciuto in una famiglia cristiana, con l'azione cattolica, con tutte le espressioni che lo hanno sempre accompagnato, ecco, lui è riuscito a passare ad atteggiamenti personali e vitali della fede. Guardate che non è sempre così automatico. Tanto sta entrando anche Don Angelo, che sicuramente è uno... Don Angelo, c'è una sedia qui davanti. Che sarebbe stato più adatto lui a parlare.
E quindi, ecco così, a passare da quello che è il senso della dottrina ad atteggiamenti personali e vitali della fede. Non è una cosa automatica, perché si rischia di restare in quel catechismo che noi abbiamo imparato e poi la vita viene formata da altro. Questo non è assolutamente così, proprio e dal diario questo dice un grande cammino, una grande gradualità, una grande maturazione proprio nella fede come un fondamento sicuro della sua speranza. Salvatore Angelo aveva una visione sempre positiva di speranza in tutto quello che faceva, però questa visione è nata da questa prospettiva. E appunto mi sembra proprio di dire che la fede possedere ragioni per vivere, e Salvatore Angelo ha avuto queste ragioni per vivere. Dotato di grande sensibilità spirituale, la struttura portante della sua vita era costituita dalla realtà della sua fede, che mi permetto così di definire totalizzante, assorbente, vera, semplice, che manifestava con entusiasmo, con gioia, facendo e portando tutto a riferimento della paternità di Dio. Che Dio ha sempre comunque cura, delle persone. È chiaro che tutto questo, questa fede plasmata in questa maniera, ha avuto delle esperienze. Sicuramente la sua famiglia, la parrocchia, l'azione cattolica, l'incontro con Marisa, e da qui anche con persone carismatiche, come lui appunto racconta anche nel diario, padre Maurizio Cravero, Carlo Carretto, Don Arturo Paoli, Luigi Gedda, e poi esperienze di spiritualità maturate nei movimenti, quello del Focolare, Nonna Delfia, la Procilitate Cristiana di Assisi, il rinnovamento nello spirito e soprattutto, un'esperienza poco conosciuta di lui, la società degli operai del Getsemani, che era un'esperienza di spiritualità legata al mondo dell'azione cattolica, dove c'è, però non mi attardo a dirvi questo, ma se volete si possono capire tante cose anche in internet, di che cosa sono stati questi momenti così nella storia, soprattutto della Chiesa italiana, e di uomini che poi si sono riversati nella cultura e nella politica ad alto livello nazionale, passati attraverso questa società degli operai del Getsemani. Anche sarebbe bello così da scoprire sempre di più tutto questo. Allora passerei subito a quello che possono essere alcune parti del suo diario, così a leggervi alcune cose, alcune sottolineature. Intanto, perché parlare di una cosa così personale come un diario? Giovanni lo conosce benissimo, ma l'ho trovato anch'io nelle sue parole. Salvatore Angelo definisce il suo diario il termometro del mio spirito. Fino a quanti anni l'ha scritto? Il giorno prima di morire. Dice lui ancora, sono pagine vivissime e anche, no scusate, questo lo commento io, sono pagine vivissime di storia italiana e villaciderese. E sono certo che è della volontà di Salvatore di far conoscere queste pagine. Il 17 aprile del 1947 scrive, perché scrivo? Ma dico a me stesso, perché quando sarò morto si possa vedere la mia anima. Temo che proprio qui stia la superbia, perché guidato da questo pensiero potrei essere tentato di mettere in mostra le mie qualità immaginarie o reali. No, devo stare attento. Bisogna fare il punto della situazione. Si potrà essere utili che altri, dopo la mia morte, possa vedere l'esperienza della mia anima e le varie fasi in cui si è trovato il mio spirito. Ma per questo occorre che la verità regni sopra tutto. Necessita quindi di un proposito. Guardate, sono sempre sue parole. Dire tutto di me, facendomi vedere nei momenti in cui sono veramente vicino al Cristo e nei momenti in cui il fango
mi copre tutto. 1947. 22 anni. E quindi alcune sottolineature, ecco, di queste pagine del diario, no? Che intitolerei così, ma proprio per paragrafi. Un cattolicesimo non convenzionale, quello di Salvatore. E quindi perché un cattolicesimo convenzionale lui ha cercato di combatterlo, perché può essere poco cristiano e anche non cristiano un cattolicesimo convenzionale. Scrive giovedì 21 aprile del 1949: no, non posso pretendere di condurre una vita mediocre, come quella che può condurre un comune buon cristiano. Non può bastarmi. Eroismo, amore, sacrificio. Ecco quello che Gesù mi chiede a buon diritto. Dio mi chiede di più perché mi ha dato abbondantemente mezzi per poter dare di più. Nel luglio del 1949, quindi dopo qualche altro mese, scrive: sento il desiderio, la volontà di fare il bene, di essere come Dio mi vuole. È a ottobre del 1949. Così devo guardare il mondo, vedendo ovunque la mano di Dio che si serve di ogni mezzo per modellarmi, levigarmi lentamente, togliendomi quelle asprezze che fanno così poco bene. Il vero cristiano sorride sempre, è sempre lieto, non è acido nel giudicare gli individui e le condizioni di vita del suo tempo. Guarda il mondo come ad una scala da cui si deve servire per salire al cielo. Guarda il male come al concime da cui si serve per rendere fertile la buona terra. Il cristiano ama il mondo, tutto il mondo, perché sa che tutto è opera di Dio, è da Lui promesso, e tutto coopera al bene, anche il peccato. E quindi una fede, ecco, questa non convenzionale di Salvatore Angelo, che diventa una fede essenziale di una vita per gli altri. Questo è quello che lo anima nella giovinezza. Una vita interiore che gli offre e li conduce necessariamente ad un nuovo modo anche di stare con gli altri. E quindi allora vedere, oltre a questo cattolicesimo non convenzionale di Salvatore Angelo, vedere Salvatore Angelo la vocazione, ma nel senso più ampio, per capire qual è il suo posto nella vita e anche nella sua storia. C'è un'influenza di due personaggi che lui cita, ecco, nel suo diario, che sono poco conosciuti, se non sicuramente uno molto di più nell'ambiente del nord della Sardegna, quindi anche nella mia diocesi di Ozieri. Si chiama Antonino Biddau, che era nato a Ploaghe 1997-1922, aveva meno di 30 anni, questo medico legato all'azione cattolica, soprattutto nel nord della Sardegna, ecco, e fece veramente un gran bene proprio fondando tanti nuclei dell'azione cattolica. E l'altro è uno che cita anche lui stesso, Loreto Storace, che nacque a Napoli nel 1984 e che, spinto dal desiderio di far conoscere il Vangelo come apostolo laico, scegliendo il celibato. Quindi anche questa è una figura che accompagna, soprattutto nella giovinezza, fino a quando poi non si sposerà con Marisa, ecco, che accompagna la sua vita, la sua scelta, però sicuramente di laico, in alcuni momenti è molto combattuto con la vocazione al sacerdozio, ma molto combattuto. Però poi capisce sempre, vi leggo un passaggio e lo dice: però sono sicuro che questo non è quello che Dio sta chiedendo a me, anche se sente, ecco, questo richiamo. E questo Loreto Storace, che vive a Napoli, anche lui lo stesso, ecco, muore giovanissimo, è uno di quei segni, ecco, di questa consacrazione laica, ma stiamo parlando del 44,
Non è che stiamo parlando di 20 anni fa, di 30 anni fa. Stiamo parlando del 1944, lui poco più che ventenne, e quindi nella ricerca sempre di vincere un cristianesimo convenzionale, a trovare le ragioni della sua speranza, trovare le ragioni della sua vita di fede. E infatti poi questo Storace era uno di quelli che amava molto la cultura, scriveva e lo affascinava proprio perché questo era anche il suo grande desiderio, quello di essere dentro un movimento culturale, di poter scrivere, e lo dice nel diario. Venerdì 27 ottobre 1944 scrive così: tutti abbiamo una vocazione, una missione da compiere, sia nel ristretto ambito della nostra vita quotidiana, sia lontano da noi e in ambienti diversi da quello in cui viviamo. Tutti abbiamo da compiere dei doveri precisi e imprescindibili. La via che dobbiamo percorrere è talvolta velata ai nostri occhi. Preghiera assidua, fervida, costante, ce la farà vedere chiara e luminosa. Qualche volta anch'io cerco di scrutare nel buio dell'avvenire per scorgere la via che il Signore mi ha destinato. Davanti a me le tenebre sono quasi fitte. Sprazzi di luce momentanei mi rivelano di tanto in tanto la via che dovrò percorrere, ma non ho ancora chiaro il cammino. È certo che Dio da me pretende molto, pretende che io sia generoso, portare anime a Cristo. Ecco la voce, il pensiero che mi fece entrare in seminario. Ma la condizione sacerdotale, per ora almeno, non mi sembra adatta a me. Però se il sacerdozio è il mezzo migliore, non è escluso che si possa portare anime a Cristo anche seguendo un'altra via. È qui che parla appunto di Loreto Storace e si compiace molto appunto della vocazione di questo giovane e che vorrebbe appunto poterlo seguire. Un altro aspetto di Salvatore Angelo che credo che sia importante è quello di Salvatore come missionario e come apostolo. Sono aspetti sempre del diario che poi noi credo che i ricordi molti, almeno per quello che mi riguarda, ma credo per tantissimi di noi, sono più di Salvatore Angelo adulto, forse anche dopo che aveva già lasciato la politica, e quindi anche se comunque è sempre rimasto dentro il fermento, il movimento culturale e politico. Quindi pensare a Salvatore Angelo dentro un po' tutte queste parole, dentro questi suoi scritti, io credo che veramente ne comprendiamo di più la profondità e mi permetto di dire anche l'attualità delle sue riflessioni, di come davvero possono far bene. E quindi Salvatore Angelo missionario e apostolo, cosa vuol dire questo? C'è una bellissima preghiera che lui ha scritto il 2 aprile del 47. O Signore, oggi ho capito che cosa vuol dire fare apostolato. Oggi ho capito a quale opera immensa tu mi hai chiamato. Dare un tono, un valore, un ubicum system al lavoro, alla fatica, al dolore, all'affanno, alla gioia, al quotidiano tormento dell'uomo. Fare apostolato vuol dire questo, portare gli uomini alla grazia. Fare del minerale che essi buttano quotidianamente nella fornace della vita oro puro, oro colato, buono per il cielo. Questo è il periodo in cui Salvatore Angelo vive in miniera, a Montevecchio, dove c'è stato diversi anni, e lì con lo stesso continua a scrivere questo diario. Quanto tempo ancora? Vado veloce. Salto un po' alcune cose, ma sarebbero belle, ma quando poi ci sarà questa pubblicazione io credo che sarà veramente una maniera di scoprire una coscienza molto bella che Salvatore Angelo esprime come cristiano e che lui poi traduce, trasforma con una carità arguzza nell'impegno e nel migliorare veramente non solo il suo servizio, la sua fede, ma anche tutto quello che lui poteva fare per gli altri.
soprattutto attraverso anche il suo impegno nell'azione cattolica. Un altro aspetto, ecco, di Salvatorangelo, sempre nella sua dimensione spirituale di fede, è Salvatorangelo assetato e affamato di Dio. Nel 47, il 20 di maggio, scrive: tutti i giorni ricevo Gesù e questo dovrebbe bastarmi, ma sento la necessità di avere uno che mi parli di Lui, che mi infiammi di amore per Lui. Mi sento così debole e misero. Ore brutte ho passato, in cui Gesù mi è sembrato lontano, in cui una voce maledetta mi ha ripetuto: è falso tutto questo mondo fittizio che ti stai creando. Cristo non esiste, esiste solo la materia, la carne, il piacere, il senso. Sciocco sei a seguire queste vane chimere. Ho stretto i denti, ho gridato al soccorso, ho disperatamente ricercato quella invisibile realtà che mi sembrava volesse sfuggirmi dalle mani. La mia preghiera si è ridotta ad un meccanico grido di invocazione. Il mio cuore si è indurito, ma non ho cessato di invocare Gesù, chiedendogli di soffrire e di fare la sua volontà. Duro, senza luce, mi è sembrato il mio lavoro. L'offrivo, ma vana mi sembrava la mia offerta. Cercavo Gesù nel mio tavolo d'ufficio, ma non lo trovavo. Sentivo solo lo scherno beffardo dei miei compagni. Ho avuto paura, ma la luce gradatamente è ritornata. E riconferma il 20 novembre del 1967, qui c'è un salto, no? Proprio perché riconferma, proprio pensando al gesto di un cardinale Léger, arcivescovo di Montreal, che lascia la sua diocesi per andare in un lebbrosario in Africa. E ha scritto: il gesto del cardinale ha risvegliato gli impulsi che da anni sento nel mio cuore e nell'anima mia per qualcosa di diverso, di più forte, per una testimonianza d'amore più significativa. E Marisa sente con me gli stessi impulsi. E se ha una impazienza, questo è contro le indecisioni e le mezze misure. Tutto e subito, senza calcoli, senza rimpianti, un atto d'amore deve essere una chiara testimonianza. Ecco un po' tutte queste sfaccettature, ecco così, della fede di Salvatore, che ci dà proprio attraverso, diciamo, questo suo scritto, che ripeto, è nella sua volontà che comunque venga consegnato, no? E quindi che venga, ecco così, messo a disposizione anche di altri. E forse proprio per i 100 anni potrebbe essere un'occasione, tagliando un po' dove parla dei vivi. Io ho consegnato spirito come se fosse in confessione. Perché appunto poi però è curioso, veramente. Aspetta, io ho avuto la fortuna e la fiducia di Giovanni per poter avere avuto accesso a questo e mi sento privilegiato davvero. Cos'è che vorrei dirvi a conclusione un po' di questa riflessione, così, di questo assaggio, questo spiluccare alcune cose così di Salvatorangelo? La differenza cristiana. Di cui c'è bisogno anche oggi. C'è bisogno che si veda la differenza cristiana. Non si vede così tanto. Alla Chiesa, e quindi quello che sente anche Salvatorangelo, è di stare nel mondo, nel pieno degli impegni, delle problematiche, con umiltà e intelligenza, senza pregiudizi né atteggiamenti ideologici e senza logiche di inimicizia. Questo è quello che fa la differenza cristiana. Di certo nell'opera e nell'edificazione, diciamo, della città, perché dire società, mi piace dire la polis, proprio per dirlo anche come lo dicevano i greci, la città, dove è una misura un po' di più dell'impegno, un po' di più di quello che si fa, ecco, per le persone. E quindi nell'opera della città
che accomuna tutti gli uomini. I cristiani, certo che non hanno certezze o ricette, però c'è la via del Vangelo. C'è la via del Vangelo. Quindi non c'è bisogno di andare a cercare, ecco, o attingere chissà dove, e che conduce infallibilmente anche verso la realizzazione degli obiettivi. E allora ecco, in questo senso io credo che la differenza cristiana consista proprio nel chiedere oggi ai cristiani e alla Chiesa di saper dare forme visibile e vivibile a delle comunità che possono essere plasmate un po' di più dal Vangelo. Non si può dimenticare che proprio con la capacità di originare forme di vita comunitaria, inventando strutture di governo ispirate alla corresponsabilità, a rapporti di autorità vissuti come servizio, il cristianesimo potrebbe mostrare una vitalità storica e sconvolgente e un'importante diaconia nei confronti della società civile. E quindi questa differenza cristiana sicuramente si esprimerebbe soprattutto nell'attenzione verso i poveri, verso gli ultimi, ed è a mio avviso decisivo che i cristiani oggi si esercitino di più insieme agli altri uomini nel cercare vie in cui l'uguaglianza dei diritti e della dignità delle persone, e quindi vuol dire anche l'uguaglianza economica, l'uguaglianza di tutti i cittadini, ecco, la fede, l'etica potrebbero portare a rivitalizzare la città. Però tutto questo, come ci insegna anche Salvatore Angelo, si gioca ancora una volta con la fedeltà al Vangelo. Grazie. Grazie anche per la lettura che hai dato dei diari di papà. Ti farò avere anche tutto il resto del Marocco. Diciamo che sono arrivato a... il materiale è tanto, io sono riuscito a battere fino agli anni 80 più o meno, ci sono ancora 20 anni di diari. E non solo diari, perché poi mio padre aveva la fobia degli spazi vuoti, quindi qualunque spazio vuoto trovassi su un'agenda, su una... riempiva, quindi io mi trovo poesie nei breviari, poesie negli elenchi telefonici, non avete capito? Quindi davvero non posso buttare via niente perché ho paura di trovare, di buttare cose che poi, delle quali poi mi pentirei. Vedo che ci sono delle persone in piedi, se volete qui davanti ci sono ancora alcune sedie, ce ne sono 13, una lì se vi volete accomodare. Adesso cederei la parola a Stefano Pinna, che metterà il cappello in qualche modo a quelle che sono ai due primi aspetti, insomma, dei quali abbiamo parlato di Salvatore Angelo Spano. Ed è un cappello che poi va a coprire un po' tutto quello che è, tutta quella che è la persona di Salvatore Angelo Spano, l'esperienza politica. Prego Stefano. No, faccio una premessa, penso che forse potevate trovare di meglio, nel senso che probabilmente, anzi, altri prima di me hanno parlato di Salvatore Angelo Spano, conoscono meglio, hanno conosciuto anche nella sua attività politica, per cui io posso solamente dire questo, che ho conosciuto Salvatore Angelo Spano da genitori di Giovanni quando veniva al liceo, e poi a dire il vero, stima con me, forse negli anni 90 l'Azione Cattolica mi chiama e facciamo un incontro, forse a San Gavino, il tema sul cieco nato, mi ricordo. Per cui voglio dire, che cosa ho fatto allora? Ho fatto questo lavoro, mi sono documentato, cioè ho fatto un lavoro un po' certosino, nel senso che mi sono fatto mandare dal Consiglio i documenti, allora tutti gli atti, il resoconto dell'attività legislativa di Salvatore Angelo Spano, tutte le sedi legislative, e poi soprattutto una cosa interessante
le schede personali, dove per esempio c'è tutto l'elenco delle interpellanze, delle mozioni, dove alcune cose fatte da solo, altre fatte con Renzo Floris, altre fatte casomai con il gruppo, per cui ecco, quello che cerco di restituirvi sostanzialmente è l'immagine politica di Salvatore Angelo Spano, che emerge attraverso la sua attività, che è fondamentalmente l'attività consiliare. È chiaro che l'impegno politico inizia già nel 47, perché mi sembra che già nel 47 diventa consigliere comunale, anzi direi che se c'è una cifra che segna l'intera opera di Salvatore Angelo Spano è l'impegno prima di tutto per Villa Cidro, perché dal 47 all'82 ininterrottamente. Poi inseriamo il 66, l'anno in cui istituisce anche il consorzio industriale, cioè vi dà l'idea di come, un po' mentre ascoltavo Claudia che raccontava i personaggi e le location, no? Penso che la grande location di Salvatore Angelo Spano sia stata Villa Cidro, ma poi insieme anche dei piccoli paesi. Mi colpisce per esempio c'è un'interpellanza fatta forse nel 53 già o nel 54, dove chiede notizie a proposito dello stato degli interventi a favore di un edificio scolastico nel comune di Elo Maggiore. Dice, però questo ti dà l'idea della sensibilità dell'attenzione. In questo senso mi verrebbe da dire che la vita di Salvatore Angelo Spano si muove dentro due diaconie, no? Vi è una diaconia laica, quella che tutto sommato l'ha accompagnato nei lunghissimi anni di impegno politico, e poi forse una diaconia ministeriale, però come ha detto Corrado, cioè le due dimensioni in qualche modo si intersecano, no? Forse trovano vitalità, perché Corrado dice siamo passati dal dottrinale al vitale al vissuto, no? Non una fede celebrata o pregata semplicemente, ma di lei anche vissuta. Il suo impegno politico nei banchi del Consiglio regionale è molto lungo, perché dal 53 andiamo al 79. Devo dire che matura l'impegno politico di Salvatore Angelo Spano in anni, direi, molto difficili per la Sardegna, per due ragioni. La prima, perché la Sardegna, come le altre regioni d'Italia, viveva il dramma e accoglieva la triste eredità della seconda guerra mondiale, distruzione, povertà, fame, disoccupazione, inflazione. A questo però si aggiungeva per la Sardegna un ritardo storico, cioè la Sardegna doveva anche riscattarsi rispetto a un processo di ritardo che rimandava forse quasi di un secolo, per cui non è un caso che se c'è una parola che da subito è presente nell'attività del Consiglio regionale di allora, era la parola rinascita, no? Questa Sardegna forse più che rinascere, per alcuni versi forse anche nascere. E tant'è che c'erano, diciamo così, un primo elemento importante, però che probabilmente aveva preceduto l'impegno politico di Salvatore Angelo Spano, cioè gli anni che vanno dal 49 al 53, bisognava dar vita all'istituto regionale, quindi mettere in piedi, diciamo così, la macchina dell'autonomia. E questo era a parte il dibattito che aveva preceduto poi l'approvazione dello statuto speciale che è del 49. La prima legislatura, quella che va dal 50, anzi le due prime legislature dal 53 al 61, sono le legislature, in campo nazionale siamo negli anni del centrismo, e poi maturano già le condizioni che poi porteranno, siamo nel 63, alla nascita del centro-sinistra. E tutto sommato ho avuto l'impressione che le prime due legislature in Sardegna vengono vissute all'insegna di una certa stabilità politica. Diciamo così che l'elemento che in qualche modo fece sì che furono successivamente anni molto difficili fu l'instabilità all'interno soprattutto della democrazia cristiana. C'era tanto il problema, sì,
Devo dire la verità, per esempio c'è un passaggio dove si capisce da subito, stiamo parlando forse, qua siamo negli anni 70, la prima giunta Sud che cade, Salvatore Angelo Spano proprio lavora perché si costruisca un rapporto col partito Sardo d'Azione. Devo dire che lui ha avuto sempre questa sensibilità e questa attenzione, no? Questo sardismo diffuso di cui si parla qualche volta. E cosa succede? Che gli anni del centrismo fino al 53 soprattutto, ma gli anni di De Gasperi danno però all'Italia, anche alla Sardegna, un'accelerazione, nel senso che passa la riforma agraria, viene istituita la Cassa per il Mezzogiorno, col piano Vanoni, poi il piano Fanfani inizia anche questo processo, questo progetto di edilizia abitativa, anche perché l'edilizia tradizionale era stata fortemente compressa negli anni della guerra, per cui è interessante il fatto che la regione in quel momento dovrebbe riuscire a ragganciare anche questi grandi piani di intervento nazionale e tradurli in realtà locali. Per esempio, una cosa che ritorna costantemente, penso anche al discorso che Salvatore Angelo Spano tiene nei 7 mesi in cui sarà Presidente della Regione, l'eterno ritardo della Regione nello spendere le risorse. No? Da qui, per esempio, l'attenzione, ma che è presente in tutte le dichiarazioni programmatiche dei vari Presidenti della Giunta, l'attenzione alla burocrazia regionale. Snelliamo la burocrazia, rendiamola capace di spendere con velocità. Non è un caso, per esempio, molti sono anche gli interventi e le proposte di legge fatte da Salvatore Angelo Spano, riconosce la centralità dei comuni, però bisogna dare risorse ai comuni. C'è tutto il tema, per esempio, del controllo degli enti locali, però capito, l'idea è quella secondo la quale la regione deve nascere, qua ci troveremo una dimensione visionaria, la regione deve essere in grado di rispondere ai problemi della gente, nasce per questo, e questo elemento è presente sin dall'inizio. Tra l'altro lui, per esempio, nella prima dal 53 al 57 fa parte delle commissioni industria, commercio, igiene e sanità, bilanci. È interessante, la prima proposta di legge, credo che da questo punto di vista sarà una costante, una delle costanti dell'impegno politico di Salvatore Angelo Spano, costituzione di un fondo regionale per l'incremento dell'edilizia urbana a vantaggio degli operai, dei contadini, artigiani e lavoratori in genere. Poi verrà finalmente approvata negli anni in cui lui sarà anche Presidente della Giunta, però sarà una preoccupazione, la preoccupazione della casa per tutti, specialmente per i poveri, per gli ultimi o per le fasce sociali più deboli. E anche di questa su questo ho trovato una... se prendiamo per esempio le interpellanze, fate conto, questo progetto, questa proposta di legge la presenta lui il 12 dicembre del 53, cioè appena è stato eletto, appena entrato in Consiglio regionale, la prima proposta di legge che lui fa. Però poi è stato interessante, a parte il fatto che, altra costante, è sempre presente ai lavori del Consiglio e delle commissioni. No, voglio dire, ho visto che una percentuale dell'85-90%, no? Quindi una presenza assidua, significativa, costante. E poi è interessante vedere, ho preso in rassegna le interpellanze, no? Dalla condizione delle strade, alla concessione dei mutui, per esempio, agli artigiani, al problema delle fognature, alla riparazione anche delle chiese, ma degli edifici scolastici. Poi dappertutto si preoccupa anche delle cose di Arbolea, di Mogolo. Cioè, è vero che è presente e soprattutto a Bilaccino, però la sua attenzione da consigliere regionale la estende a tutte le realtà che in qualche modo o avvicina o che pure lo avvicinano. Salvatore Angelo Spano opera negli anni in cui si inizia a discutere del famoso articolo 13 dello Statuto Speciale, quello che stabiliva che lo Stato concorre con la Regione per garantire una
degli interventi straordinari che consentano appunto di colmare questo divario, questo ritardo di sviluppo che fu una delle ragioni che spiegò il fatto che nel 1948 venne approvato anche lo statuto speciale. E infatti si arrivò, a dire il vero, nel 1962 si approvò la legge nazionale numero 588, finalizzata prima di tutto alla industrializzazione della Sardegna. Credo che in quel contesto si inserisca poi la scelta che Salvatore Angelo Spano farà di istituire poi il consorzio industriale a Villacido. Insomma, le prime due legislature le vive negli anni in cui l'Italia sta ripartendo, siamo anche negli anni del boom economico, e anche la Sardegna in questo modo cerca di rialzare la testa, devo dire con molta fatica. E ancora il tema della casa, del miglioramento delle condizioni di abitabilità, specie dei non abbienti, il centro però della preoccupazione di Salvatore Angelo Spano. Notavo che 1955 propone una proroga per completare la carta geologica della Sardegna e per l'istituzione del Comitato Geologico Regionale. Mi ha colpito il fatto che nei mesi in cui lui è presidente della giunta si costituisce il Corpo Forestale. È un'iniziativa mi ha colpito per dire costituzione del Corpo Forestale della Regione, norme sull'organizzazione, funzionamento ed organico del personale degli uffici e dei servizi periferici. Cioè, così come per esempio interventi, l'attenzione al settore della zootecnia, della viticoltura, c'era una sensibilità nei confronti del mondo delle campagne incredibile, così come anche nel mondo però dell'industria estrattiva, perché la realtà di carbone cominciava già, tenete conto, nel 1951 l'Italia sigla il trattato europeo della CECA, per cui cambia il tema anche delle fonti energetiche, si fa strada anche l'idroelettrico, iniziano gli anni anche della crisi del settore metallurgico tradizionale, sono gli anni in cui per esempio matura una grande immigrazione. E lui da questo punto di vista è molto attento o molto preoccupato nel cogliere tutto i segnali di questo preoccupante per allora cambiamento, per capire come eventualmente si può intervenire. Però per esempio tenete conto a partire dalla fine degli anni 50, negli anni 60, la nascita della scuola media, il superamento delle scuole della media tradizionale, per esempio lui è molto attento ai problemi della scuola. Devo dire ci sono anche dei provvedimenti che riguardano il mondo universitario, però il tema della scolarizzazione è centrale, lui ne avverte l'importanza, così come per esempio negli anni in cui lui è presidente, nei mesi in cui è presidente della giunta, c'è anche un riferimento alla costruzione degli asili nido. Però ho notato questo, cioè non è una, Corrado diceva, a differenza cristiana, cioè è un politico dove da questo punto di vista l'aggettivo cristiano non c'era da nessuna parte, no? Però mi dà l'impressione di un politico attento ai problemi del territorio, attento ai problemi delle comunità locali, che capisce anche quali sono le direttrici sulle quali si deve puntare per garantire anche uno sviluppo. Allora la scuola, la formazione, certo il problema delle famiglie, il problema anche degli asili nido. Anni 61-69, no, le altre due legislature, cambia la società italiana e cambia anche la società sarda, no? Lo sviluppo economico presenta molte contraddizioni, sapete benissimo che per esempio anche il grande boom del nord Italia rappresentò per il sud un'emorragia, 1,5 milioni di giovani che lasciano le terre, molti di questi sono anche sardi, con tutti i problemi relativi poi all'accettazione, all'integrazione,
di costruzione, ma penso di società nuova nel nord. Tra l'altro cresce una forte domanda di scolarizzazione. Sono per esempio per l'Italia e in parte anche per la Sardegna gli anni del Concilio Vaticano II, sono gli anni della contestazione giovanile, dell'autunno caldo. A dire il vero, già nella seconda metà degli anni 60 inizia anche la fase dello stragismo che poi evolverà, o perlomeno che conoscerà a fianco il momento invece del brigatismo. E a livello nazionale sono gli anni in cui decolla la stagione del centro-sinistra. Devo dire che da questo punto di vista non mi è sembrato, leggendo anche alcuni testi di giovani storici sardi che sono occupati di questo periodo, in Sardegna mi sembra che si viva ancora un altro modo. Il dibattito, ho visto che riguarda soprattutto la democrazia cristiana, un po' una collaborazione con partiti minori, sì. Il confronto col Partito Comunista riguardava casomai le grandi questioni. Il Partito Comunista in un primo momento era un po' critico, un po' preoccupato rispetto per esempio anche al tema delle autonomie speciali, perché vedeva in esse il pericolo di separazioni, di separatismo, partendo dall'esempio siciliano. Poi invece ci si rende conto che è una grande opportunità. Il confronto mi sembra di capire che è un po' più a distanza, dobbiamo aspettare un po' di più in là perché finalmente ci sia una collaborazione che poi negli anni di solito diventerà la collaborazione appunto delle giunte autonomistiche. Tra l'altro è interessante il fatto che, infatti questo che mi colpiva, ho chiacchierato qualche volta con Sotto, perché ho detto mi dia qualche informazione, se no faccio anche buttare e gli ho detto, beh, insomma, Salvatore Giordano fu capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio regionale, assessore al turismo, all'artigianato, alla sanità, ai lavori pubblici, alle finanze, cioè, non è che non era uno qualunque, voglio dire, ha avuto ruoli importanti di responsabilità e anche, devo dire, soprattutto nei momenti in cui la ripartenza era in atto, con molte difficoltà, con troppi ritardi e con troppe contraddizioni che caratterizzavano ancora la società sarda. E sempre però attenti ai problemi della comunità, dal turismo, no? Quando forse lui è presidente della giunta propone un testo unico che finalmente disciplini tutta l'attività turistica, la pesca, i trasporti per esempio. Ci sono delle interpellanze a proposito dei collegamenti tra Cagliari e Civitavecchia, i rapporti per esempio anche con la Tirrenia, no? Cioè, alcune cose sembrano cose che stiamo ancora vivendo oggi. Alla condizione degli operai, dei contadini e poi soprattutto i comuni devono funzionare, ai comuni bisogna dare risorse, strumenti e poi soprattutto mettere in condizioni la macchina anche burocratica dei comuni di essere efficienti. Anzi, devo dire che i tre temi, le caratteristiche dell'istituto dell'autonomia, quindi la regione, la burocrazia, le risorse e poi il funzionamento anche degli enti locali, li ho trovati costantemente al centro dell'azione politica di Salvatore Angelo Spano. Nel 66 si batte perché nasca il Consorzio Industriale di Millarcidro, di cui sarà il primo presidente. Gli anni più difficili sono senz'altro gli anni della sesta legislatura, che per niente gli storici lo definiscono la legislatura sprecata, perché veramente a leggere quello che accade in quegli anni, un presidente della giunta se sta in piedi 5-6 mesi è un eroe. Salvatore Angelo Spano 7, quindi in questo senso fa anche figurone. Però tra l'altro c'è un dibattito che riguarda le fazioni, oggi dicono le sensibilità della democrazia cristiana, soprattutto a Sassari, no? Il gruppo di Giacomo da una parte, Sotto dall'altra, poi Del Rio, di Nuoro, poi a Cioccarda, poi Roghi che si sposta. Cioè, ho avuto l'impressione che da questo punto di vista Cagliari fosse un po' più assente, anche, cioè, sì, ho visto che c'era anche non è quello di legato a Lucio Serra, ecco lui che era però per il resto, quindi devo dire la verità, tant'è che mi ha colpito che cosa? Quando Salvatore Angelo Spano diventa presidente della regione,
bel discorso. Cioè, voi avete parlato, sia Corrado ma anche Claudia, cioè è veramente onesto. Cioè, dice chiaramente, ragazzi, stiamo dando uno spettacolo indecoroso. Cioè, quanto sta succedendo? Sta, come dire, approfondendo questo solco che esiste tra la società reale e la società legale. Per cui dice, io capisco perché ci sia da parte della popolazione una sorta di disappunto, cioè non capiscono nulla, non si raccapezzano. Dice, queste ragioni, lui dice, capisco che la stiamo tirando per le lunghe perché ci sono contrapposizioni infinite, dice, ma queste ragioni non sembrano però sufficienti a togliere credito all'immagine di un paese reale distaccato dal paese legale. Lo stesso istituto regionale, salutato al suo apparire come la dimensione nuova dello Stato, attraverso cui doveva rendersi più concreta e effettiva la partecipazione del cittadino, ha sofferto e soffre di questo stato di caos. Ma è indubbio che questa difficoltà di rapporti esiste e ne soffre profondamente la vita democratica del nostro paese, creando vuoti e spazi politici occupati poi. E lui dice, alla fine cosa è successo? Che mi sono preso la croce, cioè in conseguenza di ciò la democrazia cristiana ha deciso di riproporre una giunta monocolore che consenta di superare l'attuale momento particolarmente difficile e complesso. E allora dice, mi sono preso questo incarico, cerco di assolverlo nel modo migliore. Dice, nell'accettare di formare questa giunta di governo in condizioni così difficili, precarie, non siamo stati mossi dal desiderio di potere, usi come siamo da tempo a conformare la nostra condotta alla lezione fondamentale di chi all'interno non si è lasciato andare da tentazioni monopolistiche. Allora dice, questi sono i problemi. Dice, guardate, di 400 miliardi a disposizione del piano di rinascita abbiamo speso delle briciole, non è possibile. Questa cosa qua va risolta, questa riforma della burocrazia va fatta. Poi c'è un quadro complesso, dice, ci sono tanti altri settori importanti ai quali dedicare molta. Infatti dice, in realtà ci troviamo di fronte alla necessità di pensare tutta la struttura dell'apparato burocratico delle regioni in termini nuovi, veramente adeguate alle nuove realtà e ai nuovi bisogni, in uno sforzo quasi di rifondazione della regione stessa. Stiamo parlando 1972. Tra l'altro c'è anche un'opportunità, molto del personale che veniva dall'amministrazione statale passava alla regione, per cui dice il conseguente passaggio di personale statale alla regione renderà più acuto, urgente e impellente tutto il problema del riordino dell'apparato burocratico. Questa benedetta legge direttiva l'abbiamo questionato un sacco di volte in Consiglio regionale. Abbiamo perciò la ferma convinzione che per una politica economica della regione Sarda in quel periodo l'obiettivo fondamentale è il sostegno dei livelli occupativi, lo strumento deve essere l'acceleramento della spesa pubblica ordinaria e straordinaria. Vedete anche qua. In primo luogo è necessario puntare decisamente sul decentramento delle competenze regionali, utilizzare senza alcuna riserva, senza alcuni timori gli enti locali, gli enti strumentali, i consorzi dei comuni, le organizzazioni di categoria produttiva che devono sufficienti garanzie finalmente. Poi dice, l'emergenza vera è il lavoro. Su questo tema bisogna concentrarsi, bisogna concentrare tutte le energie. Qua riprende l'intervento in quel momento dei sindacati. E poi capisce, è chiaro che la Presidente della Giunta ha una visione anche complessiva. Dice, in ordine al problema industriale ci sembra di poter affermare che l'aspetto più importante e più urgente è costituito dalla necessità di salvaguardare e garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle attività minerarie in Sardegna. Non permetteremo mai che la lotta e i sacrifici di migliaia di minatori sardi vengano vanificati. Anche in materia di sviluppo turistico, quel che ci proponiamo di fare deriva dal nostro obiettivo. E poi parla circa gli impieghi sociali del reddito, daremo importanza in modo particolare a due problemi: al tema degli ospedali e al tema anche della casa. Insomma,
che idea mi sono fatto. Io ho avuto questa impressione, allora, anche per me, Salvatore Angelo Spano è un cristiano in politica. Tutto sommato è un moderato, non lo trovo. Infatti io credo che l'abbiano scelto in certi momenti proprio per questa posizione di equilibrio che è detto, come dice San Paolo, no? Quando vi bisticciate tra di voi non scannatevi, perlomeno lasciate un pezzo di carne in piedi. Ecco, lui è stato un po' così, in certi momenti è stato un punto di caduta, mi è sembrato. Non mi ha dato l'impressione di essere un leader in senso tradizionale, no? Forse la leadership l'ha vissuta un po' nella quotidianità, con questa politica attenta. Mi è sembrato un uomo della concretezza, però anche un uomo della mediazione. Grazie che vedi. Grazie Stefano per la tua lettura dell'attività politica di Salvatore Angelo Spano. È un'attività politica davvero travagliata, sì, e credo che il suo saper essere mediatore lo abbia cacciato nei guai un sacco di volte, ma lo abbia anche salvato un sacco di volte e abbia permesso insomma di risolvere alcune situazioni abbastanza intricate e delicate grazie alla sua capacità di mediazione. Voglio leggere, mi fa piacere leggere una testimonianza che mi è arrivata in attesa tra le persone insomma, che abbiamo invitato a questo convegno. A questa giornata c'è Lucio Guaita, anche lui consigliere regionale per parecchio tempo, lui è di Iglesias, che ebbe modo di parlare qualche convegno fa. Lui ha 96 anni e gli viene un pochino in salita arrivare fino a Villaciro e mi ha mandato due righe che mi fa piacere condividere con voi. Mi compiaccio che nella edizione del dicembre letterario di Villaciro si richiami in apposito convegno la figura di Salvatore Angelo Spano. Ho l'onore di avere per decenni frequentato la sua preziosa amicizia, nata nella comune appartenenza all'Azione Cattolica, partendo dalla Gioventù Italiana di Azione Cattolica di Villaciro e di Iglesias rispettivamente, essendo presidente della GIAC Carlo Carretto e presidente dell'Azione Cattolica Nazionale Luigi Getta. Eravamo entrambi presenti in diocesi contrassegnate dalla presenza dell'industria mineraria e dall'attività sindacale operaria animata dall'istanza politica della sinistra e da una borghesia poco attenta alla classe operaia e proletaria dei nostri territori. Ambedue legati dal rispetto e stima verso i nostri vescovi e il clero e le associazioni interne alle rispettive chiese. Eravamo della periferia, rispetto a posizioni di comuni amici che agivano in diversi casi in città e territori, sedi di importanti istituzioni statali e sedi di studio superiore e talora universitarie. Condizioni queste che rendevano più faticoso per me e Salvatore Angelo l'ingresso nell'agone politico. Salvatore Angelo ha rappresentato esemplarmente l'efficacia dell'impegno personale per la promozione e lo sviluppo civile, sociale e politico del cattolico impegnato, nella coerenza della propria fede, agli obblighi di servizio alla società a cui si appartiene. Ha meritato per larghissimo consenso i ruoli di rappresentanza sociale e politica che ha ricoperto nell'ambito del proprio partito e nelle istituzioni democratiche della Sardegna, come consigliere regionale, capo del suo gruppo, assessore regionale e presidente della giunta regionale. Ha servito con onore il proprio territorio storico e politico pienamente e con dignità, adoperandosi per l'ampio territorio regionale. Quando la sua funzione pubblica è andata in silenzio, ci ha regalato il suo servizio di diacono nella Chiesa Cattolica, come chi vuol stare più vicino alla propria madre di fede e di crescita morale e spirituale. Il suo percorso di uomo, coniuge, padre e politico è un esempio che vive ancora oggi. Grazie Salvatore Angelo, Lucio Guaita. Mi faceva piacere condividere con voi anche questa
questa testimonianza. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda, che vuole fare qualche riflessione, è benvenuto. Posto che siamo praticamente nei tempi che ci eravamo prefissati, quindi volendo possiamo anche attardarci a fare qualche domanda, se c'è qualche domanda o qualche riflessione, ribadisco. Prego, Gianni. Buonasera, io volevo fare una domanda, però dalle cose che, soprattutto dalle cose che ha detto Corrado, mi è venuto in mente un piccolo racconto che riguarda la mia vita privata, mia e di mio marito. Perché noi ci siamo sposati nel novembre del 1980 e io ero incinta e cantavo nel coro della chiesa. Quando parlammo col mio parroco del fatto che volevamo cantare alla messa, lui oppose il suo rifiuto perché diceva che una coppia come la nostra irregolare non poteva avere canto. E non so come Salvatore Angelo e Marisa erano venuti a sapere questa cosa e lui è interceduto per noi perché si potesse cantare il nostro matrimonio e si è cantato il nostro matrimonio, abbiamo cantato anche noi, ma questo volevo dirvelo perché quando Corrado parlava di un cattolicesimo non convenzionale ma veramente incarnato nel Vangelo, noi eravamo dei giovanissimi, 21-22 anni, quasi non lo conoscevamo, ma lui conosceva noi. E lui ha mostrato il volto misericordioso di Dio a noi, ed è questa, la sua vita era tutto questo. Quando il signor Stefano ha parlato della sua attenzione estesa, è un'attenzione estesa anche ai piccoli, anche ai giovani della sua comunità. E poi c'è un'altra cosa, quando ho sentito parlare e ho letto anche che una delle sue guide era Don Arturo Paoli. 50 anni fa, forse anche più ormai, perché io ero una adolescente, partecipavo a dei begli incontri in seminario, a uno di questi era presente Don Arturo Paoli. E aveva detto una cosa che in qualche modo ha plasmato la mia vita, perché lui aveva detto che il cristiano non deve essere un buon uomo che non fa male a nessuno, deve essere un uomo buono che fa il bene. Anche sempre nelle cose che ha detto Corrado, io mi sono ricordata sempre di queste parole di Don Arturo Paoli, e proprio anche lì ho ritrovato l'impronta di Arturo Paoli, di queste parole preziose nella vita di Salvatore Angelo Spanna. Intanto grazie per questa bellissima serata, davvero grazie, sono molto contento di essere qui presente. Anch'io voglio ricordare alcune cose che parto da una, visto che ha citato Giannino Arturo Paoli, che mi riguarda, che diciamo, potrei dire, fu il mio primo schiaffo che presi da Salvatore Angelo, nel senso che eravamo insieme consiglieri comunali nel 75. Io ero ventenne, allora, perché dovevo compiere 21, ero, come si potrebbe dire, allora si diceva, un giovane scapigliato, rivoluzionario, sempre tipico, no, dell'allora, effervescente. Quindi il Consiglio Comunale attaccai duramente, intervenendo la Democrazia Cristiana, i valori di questo partito, e tra le citazioni fece proprio quella di Arturo Paoli, che era comunque una personalità che non ricordo se io c'era a questa iniziativa di cui parla Giannina, comunque citai più volte Arturo Paoli. Il giorno dopo il Consiglio Comunale
comunque io rientrai a casa e c'era mamma, lei t'ha fatto? Che t'ha fatto? Mi diceva. No, mamma, che ti succede? No, ma veniva domo. Sono levo le spalle. Mi dici carica. E cosa fece Salvatore Angelo? Lo dico perché è un segno che oggi con la politica sorrollata, lui allora mi ascoltò, rispose anche, mi portò a casa da mamma, io come sapete sono di origini molto umili, quindi a casa erano una famiglia di comunisti, ma grandi estimatori di Salvatore Angelo. La politica da noi non era vissuta in contrapposizione con me, forse si vive anche adesso. Mi portò gli scritti di Arturo Paoli, che ho ancora, e c'era scritto: caro Siro, ti porto gli scritti di Arturo Paoli, vorrei che tu li leggessi, in modo che quando ne parli ne possa parlare in modo... Cioè, prima legge, studia, poi guarda, avrebbe detto così. Però per me fu, ho detto prima, uno schiaffo, ma fu anche una grande lezione di vita, perché una personalità che comunque era Salvatore Angelo Spano, io ero ventenne, una grande personalità, presidente della regione, 6 legislature del Consiglio regionale, che si preoccupa persino di un ragazzino scarpigliato, scarpezzato che interviene in Consiglio comunale, parlando anche di argomenti che forse in quel momento non conosceva, è un segno di grande attenzione, di grande sensibilità. Poi vorrei ricordare di Salvatore Angelo, che Salvatore Angelo non è che fosse, insomma, è uno che la polemica politica la faceva. Io per esempio mi sono ritrovato un vecchio volantino con Salvatore, eravamo con il Consiglio comunale negli anni, un vecchio volantino che lui fece distribuire il paese, no? Contro, non so se vi ricordate gli anni in cui il primo uomo sullo spazio era Gagarin, no? Quando tornò, Yuri Gagarin gli fu data dall'URSS la casa. E lui diceva: in Unione Sovietica, in Russia, per avere la casa bisogna andare nello spazio. In Sardegna basta la legge Spano. E lui promotore della legge sulla casa. Una di quelle cose che lui fece. Quindi l'altra cosa che ricordo è che quando io sono entrato nel Consiglio regionale nel 94, sono 20 anni fa, e c'era la classe dirigente, anche in Consiglio regionale, c'è comunque una classe dirigente storica. Io ero lusingato di poter dire sono villacinese, perché non c'era uno dei dirigenti, dal segretario generale agli altri funzionari, che non avesse una stima immensa per Salvatore Angelo. Eppure mancava già 15 anni dal Consiglio regionale, ma aveva lasciato un tale ricordo. E tra l'altro quello che poteva apparire, come diceva adesso Stefano, che diceva non è un leader nel senso, principalmente voleva dire non era un capo corrente. La sua forza era proprio non essere strettamente collegato alle correnti, la sua forza era il territorio, era il suo rapporto con la diocesi, era il suo rapporto con Monsignor Tella, era il suo rapporto che aveva con Dio, che lo rendeva capace di essere indipendente, perché allora, o anche adesso, era difficile che uno sopravvivesse in politica se non aveva i padrini, le correnti che ti mandavano avanti. Lui era stato capace invece di andare avanti, di avere questa grande responsabilità, proprio perché non aveva una corrente e un padrino. L'ultima considerazione: Salvatore Angelo Spano non è stato solo il primo presidente del Consorzio Industriale. No, posso dirlo, autocriticamente non dovrei dirlo perché io allora non ci da noi, ma la zona industriale lui l'ha voluta e ha combattuto, in particolare in una polemica in Consiglio regionale anche con il partito a cui poi io ho aderito, quello comunista, relativamente alla ubicazione, nel senso che comunque la strappò al territorio nella quale noi eravamo agendo, che era Cuspini. E io sono convinto che il consorzio industriale,
con tutti i limiti e anche problematiche che ha lasciato e sono aperte, ha cambiato profondamente queste comunità. E Salvatore Angelo Spano non è stato solo il primo presidente del consorzio, ma è stato anche il primo presidente della Fondazione del Sì. Fondazione del Sì istituita per legge nell'85, ma mai attuata, fu attuata solo quasi alla fine degli anni 90, quando io ero tra quelli che andavo a parlare insieme al sindaco Giorgio Danzi, abbiamo detto dacci una mano, cerca di... e riuscì a far partire la Fondazione del Sì, il primo presidente che riuscì a istituire la fondazione. Io penso, visto che si è parlato dei diari, della memoria eccetera, penso che la Fondazione del Sì abbia un debito verso Salvatore Angelo e spero che possa partire verso questa cosa di cui si è parlato. Per me è sempre un programma. Sarebbe giusto che la Fondazione del Sì, che è stata istituita con il presidente Salvatore Angelo Spano, rendesse a Salvatore Angelo Spano quello che gli è dovuto, magari promuovendo la pubblicazione di questi diari e anche avendo un ruolo più attivo, visto che oggi, anzi la ringrazio, per fortuna ci sono loro, Giulietta, che mette su insieme queste grandi iniziative che danno senso all'attività culturale al nostro paese. Grazie. Grazie Silvio per queste altre perle che completano, arricchiscono il quadro, e grazie anche per l'esortazione finale, perché la Fondazione del Sì in qualche maniera, io ancora non ho avanzato nessuna richiesta alla Fondazione del Sì, ma penso che la farò. Più che per rivendicare un debito di riconoscenza di mio padre, ma forse anche perché la pubblicazione di questi diari arricchiscono comunque la storia del territorio. Tra le varie cose, per esempio, c'è un diario molto dettagliato dei giorni in cui c'erano i bombardamenti a Villacino, quindi il rumore degli aerei, la notizia dell'mitragliamento, della spezzonatura a Gornos, insomma, un ragazzino di 7 anni che vive il dramma della guerra con i bombardieri, gli apparecchi, li chiamava lui, che si sentivano e non si vedevano, volavano talmente alti, si sentiva il rombo dei motori e non si vedevano. Quindi sicuramente arricchiscono anche in qualche maniera la storia di Villacino. C'è qualcun altro che vuole fare qualche altra osservazione? Mariano. Signore, buonasera, grazie. Mi è sfuggita questa cosa e me ne duole enormemente perché avrei partecipato, mi trovo un po' così per caso. Oggi con questi mezzi di comunicazione siamo un po' scomunicati. Troppe le cose da raccontare sulla buonanima dell'onorevole Salvatore Angelo Spano, perché ero un ragazzo, avevo 20 anni e cercavo, prima per i colleghi di Villacino, e cercavo un posto di lavoro, quindi in qualche modo poi tramite la chiesa trovai a frequentarlo per una decina d'anni per chiedere il lavoro. Sto per dire una cosa un po' così delicata. Mi avvicinavo per trovare lavoro e lui non mi diede lavoro. E raccontai di questi episodi a Giovanni e ai familiari. Ecco, voglio dire che in qualche modo non fu lui, non doveva essere lui per la sua rettitudine morale, per la sua serietà. Non fu lui a trovare la sedia prima di anno ed era facilissimo perché scendevo con lui con l'autista personale a Cagliari e quindi bastava una telefonata, insomma,
ritrovato un posto di lavoro, al consorzio di bonifica, al consorzio agrario, al consorzio horticoltura, da qualsiasi altra parte, ma tutto questo non avvenne. Io so il motivo e mi sta bene così e ringrazio Salvatore Angelo e ringrazio il Padre Eterno perché ha trovato per me altre strade. Quindi questa è un'esperienza che mi ha segnato. Quando ci si incontrammo, poi dopo io entrai con la 285 a lavorare, quindi tramite l'ufficio di collocamento, e questo per me è un onore. Ci incontrammo a Gerranas, dove lui scriveva la poesia che ho avuto l'onore e il piacere di leggere in un'altra occasione, dove ci abbracciamo, Mariano, un abbraccio così fraterno, e ci raccontammo tante cose della nostra vita, delle amicizie in comune, della sua vicinanza a una chiesa bella, una chiesa umile, una chiesa vicina all'uomo. Non faccio nomi. E niente, quindi ecco, questa grandezza, quello che mi preme dire è che nessuno è profeta in patria. Non voglio parlare di politica, benché mi chiese a me ad altri due giovani, avevo allora 24 anni, era il 75 se non vado errato, lui aveva questa idea di cambiamento, quindi mi chiese assieme ad altri due di inserirmi nella lista della Ciro. Prendemmo un bel po' di voti, però era il momento del cambiamento, era giunto il momento del cambiamento, quindi le ACLI, quindi insomma tante situazioni diverse. Lui soffrì una cosa, per quale motivo? Perché nessuno è profeta in patria, come dicevo. I suoi, diciamo, l'insieme nel quale lui era inserito, in qualche modo insomma, la pensava diversamente, ecco, mi salvo così, mi calcio l'angolo, la pensava diversamente. E quindi i grandi di Villa Ciro ci fu un fuggi, insomma, in seguito a questa sconfitta elettorale. Io gli stavo vicino mentre lui girava per il paese, e poi col senno del poi, questa è bellina, ecco, le persone poi si valutano in base anche al compiuto, sì, le parole, d'accordo, un grande poeta, un commediografo, uno scrittore, un uomo di fede, di tutto e di più, però poi ci sono le azioni, come diceva poc'anzi chi mi ha preceduto, il piano casa, il consorzio industriale, i sotterranei, eccetera, eccetera, eccetera. Fra tutte queste cose, in un consiglio comunale fece entrare la mano in tasca e il portafoglio la consegnò a un rappresentante dell'opposizione, era l'autorizzazione per la costruzione della diga. Quindi insomma, niente abbiamo l'acqua di Gaciro. Era la Cassa per il Mezzogiorno, se non vado errato. C'è il telegramma qua, cui Cossiga comunica lo stanziamento di Non 11 miliardi 679 milioni per ecco, non sapevo. 74, sì, lui mise mano in tasca e portò fuori un consiglio comunale, quindi quando le parole si concretizzano, sono fatti. Cos'altro dire, insomma, potrei raccontare, ma sono cose troppo personali, troppo... Grazie. Bene, direi che abbiamo fatto le 7, dobbiamo lasciare lo spazio alle altre attività che ci sono in giro per il paese. Adesso c'è il Ballo Sardo, c'è monumenti aperti, quindi ancora dei monumenti da visitare. Chi non ha visto la mostra la può ancora visitare, ci sono dei documenti, copie di diari, la copia del telegramma con cui Cossiga comunicò la concessione del contributo, eccetera, eccetera, e tante altre cose. Ringrazio ancora
tutti i nostri relatori che si sono prestati davvero a darci un pomeriggio di riflessione attorno alla figura di Salvatore Angelo Spano. Grazie a Claudia, grazie a Stefano, grazie a Corrado, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Altra volta abbiamo iniziato